benvenuti a questa ulteriore appuntamento con le lezioni shakespeariane. Chiamarle lezioni questa sera mi mette in lieve imbarazzo perché non è una vera e propria lezione shakespeariana. Non ce la faccio. La materia Amleto in qualche maniera ho scoperto che mi turba, mi muove, mi confonde, per cui non ho avuto la sintesi amorevole di fare una vera e propria lezione. Sarà un incontro intorno a dei temi che per me sono molto importanti e che da molto tempo nella mia vita riguardano Amleto. Amleto è un incontro che io ho fatto molto tempo fa, quando avevo 29 anni più o meno. Come si dice in questi casi, la mia vita è cambiata radicalmente. Ho pensato che non avrei mai più parlato di Amleto, né l'avrei mai più né visto né rimesso in scena. Invece poi ultimamente mi è tornato un briciolo di coraggio e ho pensato di rimetterlo in scena. E non solo, sono tornato a studiarlo e cercare di capire perché questo personaggio, quest'opera in qualche modo fosse così devastante e nutriente per la mia vita. Non l'ho capito ancora, vi posso solo testimoniare che il fatto, di solito io sono piuttosto sfacciato, ma il fatto di dover parlare di Amleto mi sembra di dover parlare di qualcuno che in qualche modo mi ascolta, qualcuno che ha a che fare con la mia vita in un modo dove io non posso camminare serenamente all'interno di questo argomento. Per cui mi sono portato un sacco di materiale, fra cui 4 attori. Funziona? No. Prova un po' a vedere se un po' mi aiuta così. Poi 4 attori che mi aiuteranno nel corso di questa serata. Allora, calma. Parlare di Amleto è impossibile, in un'ora soprattutto non ce la fa nessuno, non è normale. Allora io ho pensato, quali sono le cose che tendenzialmente mi emozionano di più e perché c'è qualcosa anche in Amleto che si porta a casa qualcosa di questo tipo di emozione. Per qualche strano motivo mi emozionano particolarmente i personaggi che non sono dei grandi personaggi, sono piccoli, sono niente, sono cose che viaggiano sul palcoscenico da una quinta all'altra e scompaiono nel nulla. I registi tendono a dare pochissima importanza a questi personaggi. Amleto forse è il primo non eroe che compare sulla scena come eroe e diventa l'eroe di tutti i non eroi del mondo, noi compresi in qualche maniera. Il primo pensiero che compare enorme dentro quest'opera, che contiene un eroe che non è un eroe, è che il mondo è alla rovescia. Non viene mai espresso. A un certo punto Amleto dirà il tempo è fuori sesto, come dire il mondo è fuori dai cardini, il tempo è fuori sesto. Maledetto destino essere nato perché quadri ancora. Ma questa è tutta un'opera, è curioso questo, dove tutto è alla rovescia di come dovrebbe essere. A partire dal protagonista, che di solito un grande protagonista è definito tale perché sceglie la via dell'azione, sia essa un'azione virtuosa o un'azione criminale. Lui non riesce ad agire mai, la sua azione in scena per 3-4 ore di spettacolo a seconda del regista e dei tagli che vengono effettuati, sono 4 ore di indecisione su come agire e le sue azioni sono sempre goffe, scomposte, non efficaci e non significanti. Il fatto di uccidere Polonio non fa di Amleto un assassino. Il fatto di riflettere così tanto non fa di Amleto un intellettuale, o se è un intellettuale odia il fatto di essere un intellettuale. È la storia principalmente di un figlio. Ovviamente io non ho ereditato da Carlo Cecchi, con cui fece Amleto per la prima volta, l'ispirazione politica, sociale, ribelle di Amleto, ma ne intesi fino in fondo il dramma umano di una famiglia di re, che di mestiere fanno i re, i principi, eccetera. Amleto prima di tutto è un ragazzino che perde il padre, un ragazzino in lutto, con un così grave lutto che sembra insanabile. E questo lutto viene invaso da una sensazione di disgusto nei confronti della madre. Il tempo è fuori sesto, il mondo è alla rovescia. La persona di cui un ragazzino dovrebbe fidarsi più di tutto è il padre e la madre. Il padre è morto in circostanze mai chiarite all'improvviso e la madre nel giro di pochissimi giorni si è fatta puttana.
È uno dei testi più misogini della storia del teatro. Ofelia, sembra che l'unico pensiero che ha in testa Amleto è quello antico, dove le donne sono tutte, eccetera, eccetera. E in fondo, stringi, è l'unica cosa che Amleto dice ad Ofelia. È quella, dice, tu salvati dall'essere anche tu una puttana. È la storia di un ragazzo che a un certo momento comprende che il mondo è rovesciato, cioè i valori del giardino, dell'Eden, della famiglia, che era anche la monarchia, quindi il giardino perfetto della società che veniva descritta come qualcosa che stava in piedi saldamente su delle colonne irresistibili, storiche, all'improvviso non c'è più. Niente è più uguale a prima, niente sarà mai più uguale a prima. E da quel momento in poi questo ragazzino non fa che domandarsi perché, come è possibile. Se io penso al suo primo monologo, quando lui ancora non sa niente di quello che è accaduto sul serio, cioè che suo padre è stato ucciso, è una serie di punti interrogativi, uno dopo l'altro. Il dubbio amletico non è mi metto la camicia verde o mi metto la camicia azzurra, è un dubbio, cioè sono domande profonde su che cosa bisogna fare o non bisogna fare. Amleto comincia col monologo cioè la storia di questo personaggio comincia con il monologo di un ragazzino che dice voglio uccidermi, ma dato che credo profondamente in Dio non ce la faccio, perché temo che ci sia l'inferno che accoglie i suicidi. E dopo comincia a mettersi le mani in testa, stringe forte e dice com'è possibile che ciò che il mondo di prima mi sembrava un mondo meraviglioso e vivibile, nel giro di pochissimo tempo è diventato questo inferno nel quale io mi trovo. Com'è possibile che lei, proprio lei, e sta parlando di sua madre, che ama disperatamente, una bestia, mio Dio, sarebbe stata più fedele, più sensibile, si sposi con mio zio, dice, no? Ed era un incesto all'epoca, forse lo è ancora, all'epoca era chiaramente un incesto, il fratello di mio padre, ma guardate come si rovescia subito il mondo, il nuovo re è simile a mio padre come io a un semidio, a Ercole, un mese. Si è sposata quella mignotta di mia madre un po' prima che quel sale di lacrime bugiarde si placasse nei suoi occhi arrossati. Di cosa soffre? Soffre immensamente della gelosia dei gelosi veri. Lui non fa che vedere immagini dove vede la madre copulare con un mostro come lo zio. Negli occhi di questo ragazzino il mondo è totalmente rovesciato. Il padre è morto, era il re. La madre era la regina. Lui era il principe. Chi deve diventare re? Lo zio. Questo è uno shock fortissimo per uno che non è più in grado di mettere insieme i pezzi del vecchio mondo. C'è un vecchio mondo che è quello del fantasma, un nuovo mondo che è fatto di ragazzini. Uno di questi ragazzini è Amleto. Ora, Shakespeare potrebbe entrare dritto per dritto in questa storia e fare iniziare lo spettacolo tranquillamente con la scena dell'incoronazione, cioè abbiamo un re che ha usurpato l'altro re uccidendolo. Io credo per amore, sarebbe bellissimo potervi parlare di Claudio, il re Claudio, anche lui un piccolo uomo da niente, un piccolo uno di noi, un piccolo nulla che diventa un villain famosissimo, ma ne parleremo un'altra volta. E quindi la storia di ragazzini che cominciano a chiedersi il perché questo mondo sia andato in pezzi. Bene, non comincia così, non comincia con la storia di incoronazione, come avrebbe fatto qualunque altro drammaturgo, ma in un dramma dove non c'è quasi mai vera azione, ma c'è soltanto la paralisi devastante, paradossale dell'azione, che tutti quanti noi conosciamo bene, perché nessuno di noi sa bene che cosa deve fare, come lo deve fare, a chi lo deve fare, perché lo deve fare, non lo sa nessuno fino in fondo. Amleto porta tutto questo a un parossismo folle. Ebbene, però questa è l'unica azione che noi vediamo, vedere qualcuno che si distrugge la mente e compie alcune azioni solo per sbaglio, ma comincia in un modo straordinario, cioè comincia invece con un'azione di guerra. Di questa guerra poi non si parlerà più nel corso dell'opera, ma è una delle scene che a me ha commosso di più e mi piace, anche se non è commovente, è una delle scene che mi piacciono di più. Uno dei personaggi che vi voglio presentare oggi è un personaggio che praticamente nell'Amleto non c'è, credo che dica 3 battute, ma ci presenta da subito l'unico innocente di tutto il dramma. Tutti gli altri non sono innocenti perché appartengono al mondo fuori sesto, al mondo ribaltato, al mondo come non sarà mai più quello di prima.
il mondo dove se uno dice di essere una cosa è quasi sicuro che è il contrario di quella cosa. C'è un personaggio che mi attira particolarmente ed è Francisco. Tanto tempo fa, e non è tanto tempo fa, ma per me è come se fosse tanto tempo fa, avevo iniziato a scrivere per i miei bambini la storia di Amleto e mi ero accorto che non ci sarei mai riuscito, perché solo sul personaggio di Francisco, che è quello che dice chi va là, avevo scritto tipo 40 pagine e ovviamente loro non erano intenzionati a sentire 40 pagine su Francisco. Ma io oggi di lui che voglio parlare, non vi parlerò di Amleto, vi parlerò di Francisco e della prima scena, e quindi adesso faccio entrare gli attori che mi stanno aiutando. Venite, Marcello Spinetta, Cristian Di Filippo, Vittorio Cammarota e Davide Pascarella. Grazie. Va detto che loro non sanno minimamente che cosa io gli farò fare, gli ho dato un copione da leggere, più o meno hanno capito chi sono i personaggi, ma di che cosa si tratta non lo sanno bene. Allora, vi risparmio questa roba, che era la storia che avevo scritto per i miei bambini. Vediamo se riesco a dirla in una maniera più adulta, vedo che ci sono pochissimi bambini e non la penso. Quando io ho fatto Arlecchino, per capire Arlecchino ho dovuto ambientarlo in un appartamento di quelli che conosco io, con le persone che conosco io. Ho fatto questa strana cosa, cioè ho stretto la visuale a una famiglia, una famigliuola che si può trovare in un appartamento. È successa la solita magia, cioè da un lato ho preso una metafora, una favola, e l'ho fatta diventare una storia reale, realistica, via. La magia qual è? Che più stringo e più a noi sembra di essere quelli, quindi più si allarga, perché tutto il teatro è metafora. Però più vedevo quell'appartamentino e più mi veniva una strana ansia, che non ho mai capito bene come riuscirò in futuro a medicarla. Cioè, se vedo dentro un appartamento, dopo un po' voglio vederli in tutti. Mano a mano io avrei voluto salire al piano successivo e vedere che cosa succedeva al piano superiore di Casa di Pantalone, al piano inferiore. La parola tutti mi attrae in maniera... mi perverte quasi. Vorrei poter fare un teatro che in qualche maniera dà voce ai tutti. I tutti chi sono? I tutti è una parola strana, sono parole scatola. Apro la scatola e ho una risposta sola, vedo uno specchio. I tutti sono io, benissimo. Io sono anche Francisco. Chi di voi ieri era presente alla lezione di Paravidino capisce di che cosa sto parlando. L'empatia verso qualcuno. Giro lo specchio, non vedo più lo specchio, vedo voi. I tutti sono gli altri. Gli altri non hanno tanta cittadinanza nelle commedie, ci sono sempre i protagonisti, gli altri è facile che ognuno di noi desidera che ci tolgano dalle scatole in fretta. Eppure mi viene da chiedere, Montano nell'Otello, ma che cavolo è? Ma non vuol dire che cosa serve nell'Otello, Montano, è il governatore di Cipro, ma Montano avrà avuto i suoi momenti in cui stava così, ce li ha alle 3 di notte seduto sul gabinetto e dice che ne faccio della mia vita? Anche lui avrà ricevuto il risultato degli esami, delle analisi, ha detto adesso, cioè sono vite, tante vite, in personaggi che poi escono di qui e vengono risucchiati come su una galassia sconosciuta. Francisco, come on. Perché vi voglio parlare di Francisco? Lo capiamo piano piano. Allora, ci troviamo all'improvviso, si apre il palcoscenico e il sipario e non siamo dentro la reggia, non si sta parlando di Amleto, si parla di uno strano soldatino. C'è uno strano soldatino che sta facendo la guardia. Perché fa la guardia? Perché c'è la guerra, cioè sta per scoppiare una guerra. Non lo sappiamo subito, lo sapremo tra un po', ma non è un normale soldatino di leva come c'era nei miei tempi che sta lì e fa la guardia. Fa la guardia perché gli ho detto guarda che se tu nel buio, in questo luogo totalmente buio, si può abbassare un po' la luce, già che ci siamo, un pochetto, grazie, vedi una luce, senti un rumore, accade qualche cosa, devi dare l'allarme perché ci sono i norvegesi che ci possono attaccare. Lui è una sentinella, il primo a morire è lui, è un ragazzino, ha una gran fifa di morire, è in guerra, fa un freddo cane e c'è qualcosa di strano nell'aria. Tra poco stiamo per scoprire come quest'opera, fin dalle prime 2 battute, sia genialmente connessa con il tema principale. Tutto è a rovescio, niente andrà come dovrà andare. Tutto sarà una serie di catastrofi perché il mondo è irrimediabilmente cambiato. Soldatino, fai la guardia nel freddo e nel buio. Cos'è, un fucile? Un fucile. Ok, fucile. Abbiamo un soldatino. Tranquillo. No, ridere, va bene così. Questo è Francisco, un ragazzetto di cui si saprà pochissimo, però possiamo immaginarci tantissime cose.
un pochino un passetto in là. Ok, right. Francisco è giovane almeno quanto Amleto, non sa nulla di quello che è accaduto. Cos'è accaduto il giorno prima? Marcello si chiama questo personaggio e Bernardo. Venite. Venitevi qua. Anche loro sono dei signori nessuno. Anche loro portano dentro l'intera potenza di questa storia. Il giorno prima, stregate del Covid un pochino, un pochetto. Basta. Il giorno prima, per 2 notti di fila, questi 2 giovani soldati, che adesso voi dovete vedere agghindati con dei cappotti, degli sciarponi, hanno visto, venendo qui a dare il cambio a Francisco, un fantasma. Hanno visto là, senza offendere nessuno, più o meno sarebbe da quelle parti lì. Hanno visto là. È un dramma realistico. Non siamo dentro il Sogno della notte di mezz'estate, dove è normale vedere fantasmi e fate. È anormale. È come se lo vedessimo noi. Non ci credono, o se ci credono in modo popolare. Questi 2 ragazzi fanno di mestiere i soldati, giusto? E tutte le notti, giusto, dovete fare la guardia, la fate insieme. Per 2 volte di fila sono rimasti agghiacciati da una visione agghiacciante, che cioè laggiù c'era un fantasma, ma non basta. Non era solo un fantasma, era il re che era morto un mese prima. E si presentava a loro, li guardava, loro non sapevano che fare, si sono domandati che facciamo ora che sappiamo tutto questo, a chi lo diciamo, da chi andiamo a parlare di questo. Quindi sono depositari di un segreto terribile. Cosa si sono detti? Io e te siamo 2 poveri derelitti, con noi nessun fantasma parlerà, ci vuole qualcuno che sa rivolgersi a un fantasma, ci vuole qualcuno che ha studiato teologia, e hanno preso un ragazzotto, un loro amico, eccolo qui, Orazio, che non è Orazio, fatti vedere, fatti conoscere, che ha studiato teologia, un amico di Amleto, non è nobile, quindi probabilmente li ha accolti, gli hanno potuto parlare, gli hanno detto: Orazio, abbiamo da dirti una cosa. Lui è uno studioso, quindi non ci crede come me e come te, cioè non crediamo ai fantasmi, ci crediamo a una certa ora della notte, ma poi al mattino diciamo ma va, no? Gli hanno detto c'è un fantasma, ed è il fantasma del re. Lui ha detto non ci credo, non è possibile, ma ha deciso di venire a vedere insieme a loro, l'hanno convinto di venire a vedere. Non sanno a chi rivolgersi, è un periodo politico dove il mondo è fuori sesto, potevano andare da il re, da Polonio, dalla polizia, ma non è un mondo questo che è regolare, non si sa da chi andare. Vanno da uno e dice dici te che cosa dobbiamo fare. Questi ragazzi sono pieni di terrore e sono dei soldati. Nella loro vita normale, nel mondo normale, avrebbero semplicemente attraversato il territorio che li separa dalla sentinella, arrivati qui, non vedono niente perché è buissimo, potrebbero avere lanterne ma non le usano perché c'è la guerra, vedono un'ombra, e lui che fa? Chi va là? E loro rispondono, parola d'ordine, viva il re! Ciao, buonanotte, ciao. Tocca a te, grazie, arrivederci, tutto bene. Ed è il cambio della guardia. Questo è ciò che avviene regolarmente, nella vita normale, nei giorni normali. Ma oggi è un giorno speciale, perché comincia Amleto, il mondo va alla rovescia. Ci sono 2 soldati pieni di panico e di paura che si sono portati un ragazzotto con gli occhiali, perché è uno studioso. Fai la guardia. Non è una notte normale neanche per lui. Qua Shakespeare è abbastanza geniale, offre molto agli interpreti, anche se poi è una scena così breve che i registi dicono oh, ampresso abbiamo da fare i monologhi, abbiamo da fare le scene più importanti. È una notte speciale perché questo ragazzo Francisco, che non sa niente, sente qualcosa che non va. È buio, pesto, ha paura, e in più qua tutte le notti da un po' di tempo c'è un angelo speciale che non si vede, ma c'è, ed è l'angelo della morte. Yeah. No? E cosa sente sto ragazzo? È un ragazzo che ha una mamma, una nonna, a casa c'è un piatto con sopra un altro piatto con la minestra, perché arriva a casa tardi, loro dormono, lui arriva lì e si mangia la minestra. Sente un freddo strano, molto strano. C'è qualcosa che non va in questa serata. Ma cos'è che non va? I nemici forse? Guarda bene laggiù. No, è tutto tranquillo, non c'è un suono, non c'è nulla.
Quando arriva a mezzanotte, l'ora del cambio, quando arriverà? Non arriva. È un ragazzo pieno di angoscia. Questa angoscia è data dal fatto che è nel luogo sbagliato. Ed è anche la persona sbagliata, perché non sa nulla. Secondo il normale andamento della vita, colui che deve dargli il cambio, che si chiama Bernardo, eccolo qua, dovrebbe fare quello che abbiamo detto prima, no? Guardate adesso come da subito il mondo è fuori sesto. Questo ragazzo deve tornare nel luogo dove 2 giorni prima ha subito uno shock. E per 2 volte l'ha subito. Ed è da solo, perché l'altro suo compagno, Marcello, è andato a chiamare Orazio, quindi si trova da solo a dover tornare sugli spalti del castello. Com'è il passo regolare di quest'uomo? Dimmelo tu, Marcello, dimmelo tu, Francisco. Com'è il passo solito suo? Esatto, cambiare. Ma oggi non è questo, perché da un momento all'altro tu potresti subire, quindi è un passo diverso. Non guardarlo bene, non metterlo a fuoco. Cosa sente? Sente una cosa ghiacciante, sente dei piccoli suoni, non i grandi suoni. Sente qualcosa che assomiglia a uno strano silenzio. Dice, che c'è? Che mi sta succedendo? Dov'è? Dov'è la roba che ho intorno? Perché adesso non sento arrivare nessuno? O quello che sento non assomiglia per niente a quello che ero abituato a sentire? E guardate, ci sono 2 soldati nel buio, vicini, che non si vedono e si percepiscono. Ma lui chi crede che sia quest'ombra che si intravede? Chi teme che sia? Il fantasma. Un po' più niente. Metti là l'altra traccia, quella che parte dopo 1 minuto e mezzo. Chi è là? No, rispondi tu, fermo! La parola! Stop, sentite? Chi è là non lo diresti così se c'è un fantasma, no? Immagina il Carignano, vuoto, buio totale. Fallo, si può. Blackout. Todo il mondo della... Anche così è bello spettralone, lasciamolo così. Questo è il fantasma. Immagina, entri qui. Hai un fucile, certo, che ti sei, dici, chi è là? Non sei la sentinella! You understand? Non sei la... È lui che dovrebbe dire, chi è là? Così dovrebbe accadere. E invece accade quello. Non lo dice lui! Lo dice lui! È tutta la rovescia. Comincia la rovescia. Cioè, quello che deve dire chi è là, non lo dice. E quello che dovrebbe dire viva il re, dice chi è là. Non c'è più niente che regge dentro sta roba qua. C'è un ragazzotto terrorizzato che dice oh, chi è là? E che è anche come dire ma me lo dici chi è là, sì o no? Sei tu o sei il fantasma? E questo quando sente all'improvviso nel buio, non vede niente, sente dei passi strani, uno scricchiolio anziché un passo di marcia, dice ma che cavolo sta succedendo? Lo senti sta roba? Alza! No, così. No, che cazzo sei tu? No? E cosa può fare? Sparare? Tempi moderni, tempi antichi. No, chi sei tu? Oppure, chi sei tu? Però quello rischia di brutto. Rischi. Per cui questo devo fare. No! No, gli dice, no sparare, non tirare, sono io. E dice, quindi, di nuovo, senti questa roba, ispirati a questa roba qui. E già questo è il fantasma, cioè è il fantasma del mondo alla rovescia. Povero Francisco, tra poco scopriremo come verrà trattato. Chi è là? No, rispondi tu, fermo! La parola! Viva il re! La parola vuol dire parola d'ordine. Qual è la parola d'ordine? Viva il re! Bernardo? Stop! Ma mi pare che dopo che uno ha detto la parola d'ordine, l'altro dice, ma sei proprio Bernardo?
parola d'ordine, poi vuole sapere anche nome e cognome. Come sta? Parola d'ordine! Viva il re! E non basta! È un giorno speciale, non basta. Sei Bernardo? Pensate un po' che soldato è sto qua. Sei un soldato da minestrone. È giusto, poverino, un ragazzino. Perché infatti se lui fosse un nemico, un norvegese, direbbe: sì, sono Bernardo. No, non è un soldato. Non è un bravo soldato. È terrorizzato, per cui parola d'ordine. Viva il re! Non ti basta, non gli basta, il suo cuore va in frantumi. Dice: Bernardo, che Bernardo vuole anche dire: ma che cazzo fai? Ma perché fai così? Sei Bernardo? Io. Sei Bernardo? Io. Dice io, va. E non solo, ti ho dato un'informazione, amico. Ho detto che lui è lui, potrebbe essere il fantasma. No? In questo posto qui, di notte, c'è uno che ti dice: no, rispondi tu, ferma la parola. Dice: sei Bernardo? Sì, sono io. Meno male che sei tu, ok? E non sono eroi. Non è pronto a incontrare il fantasma, sono portati uno apposta per parlargli. Però non sono pronti per farlo. Di nuovo. Chi è là? Rispondi tu! Fermo! La parola! Viva il re! Sei Bernardo? Io. Ma guarda. Vai, avvicinatevi Covid compatibili. Arrivi puntuale alla tua ora. Mezzanotte è suonata. Da questo momento in poi, qual è fra loro? A Pinter piacerebbe sta scena. Qual è la relazione fra loro da questo momento in poi? Ma tu sai quello che so? O tu non sai che io so che tu forse non sai quello che io so? Questo è Pinter sintetizzato tutte le volte. Tu non sai che io so quello che tu sai che io non so. No? Quindi, hai visto qualcosa? Arrivi puntuale alla tua ora. Arrivi puntuale alla tua ora. Mezzanotte è suonata. Vai a letto, Francisco. Ricordatevi bene questo vai a letto, Francisco. Verrà detto varie volte nel corso di questa scena. Non vale nulla sta roba che vi dico, quisquiglie. Però c'è tanta umanità qui dentro. Nessuno se ne accorge, va a vedere, neanche se lo fa il più grande regista del mondo. Ma c'è tanta umanità. Che cosa deve fare il povero Francisco per salvarsi? Deve non sapere. In un dramma in cui tutti vogliono sapere. Ci sono più punti interrogativi nell'Amleto che in quasi tutta la letteratura. Questo dice: vai a letto, Francisco, vai a letto. E lui cosa ti risponde? Sia benedetto il tuo cambio. È un freddo boia. E oggi sono giù di corda. E tu cosa gli chiedi? Allora buonanotte. No, gli dici: guardia tranquilla. Guarda tranquilla. Lui dice: va benedetto il tuo cambio, amico mio, un freddo boia. E Sono giù di corda, vuol dire e c'è qualcosa che non va. Cioè? E questo cioè dovrebbe far sì che Francisco, se non fosse Francisco, direbbe: cioè cosa? Cioè cosa? Perché sei così? Vedete, fate caso a una cosa importante. Francisco non chiede a Bernardo: ma mi dici perché sei arrivato in sto modo? Capisce che c'è questo nell'aria. Lo sente. Ma davanti a sé ha due alternative. Uno, diventare parte di un dramma, di una storia. Due, andare a casa a mangiare il minestrone. E non chiede nulla. Dice: benedetto il tuo cambio, anche se è strano, ma non glielo dice. Fa un freddo boia e c'è qualcosa che non va. E sono giù di corda. Guardia tranquilla. Guardia tranquilla? Ma guarda te questo, ma che domanda è? Ma che sta succedendo? Non può non chiederselo. Se lo chiede, ma non lo dice. Perché? Perché è come noi. Perché non è un eroe. Benedetto il tuo cambio. Benedetto il tuo cambio, Bernardo. È un freddo boia e oggi sono giù di corda. Guardia tranquilla. Non si è mosso un topo. E se ne va. Come Allora- stai mentre se ne va?
Tocca a te adesso trovarti qua. Allora lui se ne sta andando, va. E ti trovi qui, Carignano, vuoto, spegni anche quello, spegni tutto. Allora buonanotte. Aspetta, vediamo. Anche la lampada. Non si può? Lampadario, niente. Non funziona. Vabbè. Si trovi da solo, cioè, allora buonanotte. Vedi questo, allora buonanotte, è la seconda volta che glielo dice. Allora buonanotte. Poi e poi dice: Oh, se incontri per strada gli altri due, diglielo. Se incontri per strada Come me, gli altri diglielo due. come me. Se incontri per strada gli altri due, mettigli un po' di fretta, per favore. Sì. Oh, mi sembra di sentirli. Oh, ti va! Sono soldati e amici. Sudditi del regno. Ok, come hai sentito prima qualcuno, io ho spento tutte le luci, qualcuno ha riso. Ok? Perché? Perché questo fa un po' ridere. Quindi abbiamo qualcuno che nega l'esistenza del fantasma ed è Orazio. Per cui quando si sente portato, è un intellettuale ed è sugli spalti, dammi un po' di luce, se no casco. Dice: io vengo sugli spalti, ma non sono mai stato io in una situazione di guerra. Mi dite che fate? Intanto fa un freddo boia, ma ecco, da Woody Allen, no? Sugli spalti di Elsinore, tu hai tutti bardati, elmetti, cose. E in più dice: guarda che non è per la guerra, è per un'altra cosa che devi venire. Lui si trova nel buio, come abbiamo visto prima, con questo che gli dice: vai bene, ti prego, hai portato il crocifisso, ma che crocifisso, ma lascia perdere. Poi l'ha portato, porta il crocifisso, cammina e ci fa: chi è là? E lui: fighissimo! No. Soldati amici, no? Sudditi del regno, che è come dire viva il re. E cosa gli dice? Quindi, di nuovo, via! Se incontri per strada gli altri due, mettigli un po' di fretta, per favore. Oh, mi sembra di sentirli. Oh, chi va là? Soldati e amici. Sudditi del regno. Buonanotte a voi. Lo stesso a te. Chi ti ha dato il cambio? Barnardo, è là al mio posto. Ok, stop! Francisco! Ma non è strano che vengano con uno che non è un soldato? Francisco, che c'è nell'aria stasera? Che sta accadendo? Perché anche Marcello è così? Perché hanno portato un estraneo? Un po' di luce? Perché hanno portato un estraneo? Chi è quello? E voi lo vedete che lui se lo chiede. E cosa gli dite con la mente? E gli dite: non chiedermi niente, Francisco. Vai a letto, Francisco. Salvati. Vai a letto, Francisco. E l'altro dice: c'è anche Orazio con te? C'è il dottore lì con te. Ma che? C'è Come Orazio. prima, no? La solita... c'è Orazio, c'è il dottore, lo chiamano un dottore, no? C'è anche il dottore con te. No, c'è solo un pezzo. Esatto, no? Quindi, Orazio, benvenuto, benvenuti. ok, Francisco, senti sta roba. Che sta succedendo? Cosa ti costa a dire loro? Cosa? Che sta succedendo? Perché avete portato un estraneo? Guardate anche voi, Francisco. Voi, Francisco. François, non me lo chiedere. Salvati. Buonanotte, François. Buonanotte. Buonanotte. E questo ragazzo si salva. Se ne va a mangiare la minestra a casa. È l'unico innocente del dramma. E io gli voglio bene perché voglio che si capisca. Vieni. Che c'è un alter ego in questo dramma, che potrebbe essere lui, si sdoppia e diventa Amleto invece, che vuole sapere tutto, vuole sapere anche in che modo ci si decompone. Comprende che è finito dentro a un dramma e viene espulso da quella strana voglia di vivere che spesso hanno i personaggini piccoli. Chi va là? Che io? Allora? Chi va là? Sono soldati e amici. Sudditi del regno.
C'è anche il dottore lì con te. No, solo un pezzo. Orazio, benvenuto. Benvenuti. Andate via, Francisco. Va a letto, Francisco. Salvati, ragazzino, salvati. Salvati. Vai, buonanotte. Va. E che succede adesso? Ecco qua, due che sanno, che hanno visto, e uno che non ha visto. Avanti. Allora, stanotte com'è andata? È ricomparsa. Più voce, grazie. È ricomparsa? Secondo Orazio è tutta fantasia. Non ci vuole credere che esista quella cosa che ci appassa per ben 2 volte. Sentite, non hanno ancora detto la parola fantasma. È ricomparsa, non si sa cosa, secondo Orazio. Non essere arrabbiato con Orazio, sì, più... Secondo Orazio Cioè, ha detto che non può esistere. è tutta fantasia. Non ci vuole credere che esista quella cosa Quella cosa. che ci appassa per ben 2 volte. Ma se ritorna siamo d'accordo che gli parlerà. Ma se quella cosa ritorna, e speriamo di no, Ma se ritorna, siamo d'accordo che gli parlerà. Ma va, che non ritorna. Siedi qui e lascia che ti racconti quel che abbiamo visto l'altra notte. D'accordo. L'altra notte, quella stella a occidente. sentite come non appartengono a questa tragedia. Gli è successa. Adoro questi ragazzetti perché non hanno niente a che fare con tutto ciò che di titanico da qui a poco arriverà. In questo assomigliano tantissimo anche ad Amleto. Non hanno nulla che appartiene a quell'immaginario biblico a cui appartiene invece il padre di Amleto. Tant'è vero che il padre di Amleto è convinto di ottenere quello che deve ottenere mentre si... Accendiamo le luci e vediamo quanti dormono. Ma, grazie. E di ottenere perché dice, guarda che io non sono morto perché mi è venuto un colpo e sono morto, ma mi hanno ucciso, mi ha ucciso tuo zio, mio fratello. E dato che è un personaggio biblico non ha alcun problema a pensare che da questo momento in poi per Amleto è molto facile fare la vendetta. E per un attimo ci crede anche Amleto. Dice sì, ce la farò, ce la farò, ce la farò. Ma poi gli scatta qualcosa e dice ma se non fosse vero. E scatta qualche cosa che assomiglia tanto a quello che è diventata poi la coscienza contemporanea. Ma se tutto questo fosse il parto della mia testa bacata, se non fosse quello che vedo, se non fossero le parole che ascolto, se fosse altro. Ed ecco che diventa come loro, cioè diventa qualcuno che di fronte a un'impresa titanica si pone diventando un bambino di fronte a non solo il fantasma del re, ma ecco perché poi è così longeva questa storia e che ci continua a commuovere ed attrarci. Di fronte al padre. E dato che il re è il padre della patria, questi sono 3 ragazzini di fronte al loro padre, che torna tutte le notti e vuole qualcosa da loro, non lo sanno capire. Ci vanno a nozze gli psicoanalisti con sta roba, no? Non ti capisco, padre immenso davanti a me, padre, immenso padre, non capisco la tua rabbia, non capisco la tua severità, non capisco la tua imponenza, ma non capisco nemmeno il tuo linguaggio e soprattutto, padre, immenso padre, perché non mi parli? Questo lo dirà sia Orazio, lo dicono anche loro, lo dice pure Amleto. Ecco anche la forza di questo dramma, è qui che occultamente, passando attraverso storie di re, regine, guerre, ci presenta la solita storia, che è la storia devastante, straziante, meravigliosa di tutte le famiglie, dove c'è un padre che tace e che dice al figlio, mi hanno ucciso, vendicami. Ora, in un dramma diverso, in un mondo diverso, Amleto dice, certo che lo faccio. Questo no, perché diffida persino di se stesso. Quando io recitavo Amleto, lo recitavo a Palermo, molto tempo fa, e ricordo che ero molto bravo nel fare proprio la parte debole, fragile, incapace di Amleto. Non ero l'Amleto, non mi sono ispirato certo né a Gassman né a Laurence Olivier, ahimè, ma a me. Quindi ero uno che diceva, ma io non ce la posso fare. E ricordo che venne a vedere lo spettacolo qualcuno che abitava nel quartiere della Calza e disse, ho capito perché non hai ucciso subito tuo zio. Perché uccidere è difficile.
E poi mi mise in mano un pacchetto di marijuana, naturalmente, come congratulazione. Grazie. Ti volevo ringraziare. Perché, dice, ma io per 3 ore continuavo a vedere che ammazzalo subito, ti hanno detto che ha ucciso il padre, e vai, lo ammazzi, no? E non ci riusciva. Ma non ci riusciamo neanche noi a ben vedere, perché quello appartiene a un altro mondo. C'è bisogno di un interprete, c'è bisogno di qualche cosa che deve entrare dentro la psicologia dei grandi padri, oppure nella favola deve entrare attraverso l'armatura di un re. Via tutto, di nuovo. Allora, lasciate che ti raccontiamo, noi, poveri signori nessuno, che cosa ci è successo per 2 volte di fila. Noi siamo... tu di dove sei? Di Acerra. Di Acerra, tu dove sei? Caserta. Perfetto, allora cioè sono 2 così che dici, che si fa? Ho visto una cosa lì, non capisco che cos'è. Provate, cioè sono poveretti. Settati un momento, fattici spiegare. Già sentito, sì. Vabbè, ripetevo quello che aveva detto. È un po', scusa, un poveretto. Lascia che ti racconti un'altra volta. Certo. Fatti raccontare una volta quello che è successo. È un poveretto, fatti raccontare, che ho paura, capito? Fatti raccontare una Bravo, volta questo. quello che è successo quell'altra sera. Quell'altra sera. Che la stella, al di là del polo. Al di là del polo, non mi devi capire buono, capito? Cioè non è una stella qualunque, è quella là. A oriente. A oriente, là, quella là. Al di là del polo. Si ingigantita, improvvisamente. Riluceva proprio là dove sta rilucendo mo. E io e l'amica mia, E io e Marcello a questo io perché a luna notte più paura. e io e Marcello perché io non a c'entro luna niente. notte Cioè mi spieghi, bravo, mi spieghi una buona volta. Com'è che un re vuole parlare con me? E con l'amico mio Marcello? Ma perché vuole parlare con lui? Io non so niente di re e compagnia, no? No, non so niente, ho chiamato, poi siete laureati, no? Giurisprudenza, economia e commercio, dici qualche cosa. Per farmi cipare i fatti questo dici, ma quando, cioè io mi annoio a Elsinore, perché volevo vedermi con Amleto ha la depressione, frequenti i soldati, tutto è aperto, e dice vabbè vado, è curioso, no? Quindi mi devi spiegare perché. Fatti raccontare ancora una volta, perché tu pensi che io sono sempre che sono ignorante, ma sono ignorante, ma lo so scemo. fatti spiegare un'altra volta che è successo quell'altra sera. Bravo! L'altra sera che la stella a oriente, al di là del polo. No, sta guardando la stella sbagliata! La stella Quella a là! oriente! Non gridare, che qui si risveglio fantasma. La stella a oriente. Oriente, quella, come cazzo dici? Avrà un nome, io non lo so che non ho studiato. Quella Che la stella al di là del polo. a sinistra dopo. Là riluceva esattamente. Proprio come uno. Proprio in da che lo stesso punto non sta rilucendo mo. Io e Marcello compagni. Io e Marcello, capito? Da me è venuto San Giuseppe a farmi la profezia. Stavamo proprio allo stomaco quando all'improvviso. State zitto! Eccolo là che torna. È qui, fate zitto. Eccolo là. Abbi pena di quest'uomo. State zitto. Eccolo là che torna. E tale quale che è morto. Orazio. Ora, cosa fa ora? Ora. Non la toccare, ti prendi coi, Ora. Allontanare. Cosa fa Orazio? Ora. L'abbiamo portata a fuori. Ora. Aspetta, ora, un momento che dice, è lui, è tale qualore che è morto. E ti aspetti che questo si alza e dice, dammi lo stego, questo cosa fa? Niente! Perché? Perché il mondo è a rovescio. Lui è venuto qui. Per cosa è venuto qui? Per dimostrargli che era un barbagianni. Per dimostrargli che era un motore acceso che il vento gli passa attraverso. Per dimostrargli che era un'ombra di un platano. Per questo sei venuto qua. Se mi dicono guarda c'è un fantasma lì, mi viene il brividino semi-erotico di andiamo a vedere. Ma vado lì per dire cavolo, sembrava un fantasma, invece era la pala di un ventilatore monco che faceva un'ombra strana. E questo è il mondo normale. Nessuno di voi ha visto un fantasma. Cioè, l'ha visto in quel modo là.
Ma in questo modo qua, cioè con gli occhi? Vero? Insieme ad altri? No, qualcuno ha visto qualcosa che, prima di prendere gli antidepressivi, e anche dopo, se ha sbagliato la dose. Ma il mondo è fuori sesto, perché tu sei venuto qui per dire, ragazzi, non c'è sta roba, siamo nella realtà. Che fa Orazio? Non vale. T'ho chiamato apposta, per far così lo capace anch'io. Stai facendo tale uguale a noi, e noi siamo ignoranti, ma tu hai studiato. Succede proprio qualcosa, ma si vede qualcosa e dice, cos'è sta cosa stranissima? In effetti è strano. E guarda lì, guarda quando si vede. E infatti tu gli dici, guarda. Ti giri da lui e lui te lo sei portato apposta, è come a portarti un cane da guardia e dice attacca, no? Ora, e tu che hai tanto studiato, parlagli. Tu hai tanto studiato? Parlagli. Orazio, più paura. Orazio. Tu, guarda là. Dici basta un'occhiatina, poi tac e basta, no? Non guardarlo troppo, sennò il fantasma si sbaglia. Orazio, Tu che hai tanto studiato, parlagli. E qua tu ti tocca a lui, vedi, si fa così, basta fare così, e lui fa così, ed ecco che, come dire, il modo cambia. Sì, tocca, stacca la manina da terra. E si mette in una strana posizione che sembra una preghiera. E si mette in una strana posizione come quando si dice a papà, perché è padre anche a te. Come si fa a parlare? Hai mai parlato con un caso? Quindi vedete, subito anche lui si trova di fronte al mondo capovolto. Mi tocca parlare a un fantasma. Io, che non avrei mai pensato di arrivare a questo, gli dici? Chi sei tu? Che quest'ora della notte usurpi con l'immagine e col passo con cui a volte marciava il re di Danimarca. Parla! È un ordine! Ok, bravo. Cosa deve trovare Orazio dentro di sé? Per la prima volta forse nella sua vita. Il coraggio. Perché vedete, questa battuta è ambigua. Non gli dice, maestà, no? Che vi è successo? Parlate. Dice, che cosa sei? Tu che sembri ciò che sono sicuro che non sei. Al punto che ha il coraggio di dirgli, parla, te lo ordino, dice. Come un figlio che si rivolge a un padre, gli dice, basta, dimmi la verità. Non sei quello che vedo, vero? Ancora non credi. Chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Bravo. Che quest'ora della notte Usurpi. Cioè, vuol dire, l'immagine- non è tua quest'ora della notte. Non ti credo. Chi sei tu? Chi sei tu? Che quest'ora della notte usurpi con l'immagine e col passo con cui a volte marciava il re di Danimarca. Parla! È un ordine! È un ordine! È un ordine! Cosa succede? Si è offeso. Perché si è offeso? Gli ha detto parla è un ordine. Gli ha detto che usurpa. Un po' di luce qua dormono, secondo me. Alzi un pochetto. No, quella lì dei palchetti. Gli dice parla è un ordine. E qui Shakespeare fa una cosa strana. Questo re, dato che anche per il re il mondo è capovolto, era un grande re, potentissimo, di quelli che andavano a dormire con l'armatura probabilmente, no? Cioè potenti, erano già statue. Lo vediamo poi come si relaziona col figlio. Questo gli dice, parla, è un ordine. Cos'è, il 68? No, dice questo. Il mondo è la rovescia anche per il re, infatti fa qualche cosa che non parlo a te, cioè non mi trattare così. E questo cosa gli dice? Sempre quel di Acerra Caserta, no? Dice, ma che fa? Si è offeso. Si è offeso. E adesso che ci fa? Si è offeso. Alza, paura. Si è offeso. Si è offeso. E qui che succede? Allora, Orazio. Dai, qualcuno deve dire. Orazio! Ci vuoi parlare o no? È il re o no? Come tu sei te stesso. Grande verità, sì, deve ammetterlo. Il mondo è fuori sesto. È il re o no?
risposta di un intellettuale che è venuto qui per dire ma che re, è un pioppo, no? Sì. Cioè, per Orazio da questo momento diventa l'appeso dei tarocchi, è rovesciato. La sua vita non può essere quella di prima, non la sarà mai quella di prima, mai più, se fosse vero. Ma cosa c'è di più bello nel teatro che aggiungere questa frasettina? E se fosse vero, che non è teatro ma accade veramente? Quindi c'è uno che si chiama Orazio al quale accade veramente di venire qui una notte al Carignano perché ha dimenticato le chiavi della macchina, è tutto chiuso, guarda, vai un attimo, va, attraversa e trova i palchetti pieni. E ci sono stati migliaia di spettatori nelle generazioni, no? Ma erano stati di fantasmi, quindi abbiamo il dovere di crederci. Da questo momento il mondo è fuori sesto, anche per Orazio. È il re o no? Sì, Come tu. come tu sei te stesso. Ora, Carlo Cecchi si divertiva un sacco in questa battuta, diceva, vedi, il teatro elisabettiano era geniale, perché diceva, lui è il re morto, così come tu sei Marcello. E io non sono Marcello, io sono Valerio, che lo fa, cioè c'era tutta questa stratificazione, era una battuta, gli piaceva tantissimo questa, come tu sei te stesso, e poi si divertiva moltissimo in questa stratificazione. Ma io porto il fantasma anche di quell'esperienza qui dentro, cioè anche questo appartiene, c'è un fantasma che è un ragazzotto che ero io, no? Che quando mi diceva Orazio come tu sei te stesso, perché ho fatto anche Marcello prima, come tu sei te stesso, mi divertivo a sentire questa stratificazione elisabettiana che vuole il realismo ma poi fino a un certo punto. Però da questo momento per te la tua vita è cambiata. Poi come tu sei te stesso. E quindi cosa avete appena saputo? Esiste veramente. Che c'è? Ci stavo fantasma dove lei? Ma allora mi dici che vuole da noi? Ma perché a me e a lui? Ma io sono Bernadette. Mica sono Bernadette. Cioè, chi con re ci manco mai parlato, non l'ho mai visto, l'ho visto solo spassare a cavallo tutte le volte che devo fare così, non l'ho mai visto in faccia. No? Quindi, posizione più da Bernadette. Eccolo lì. È il re o no? Cioè, avevamo ragione noi o no? È il re o no? Sì, come tu sei te stesso. Cosa provano? Umaro, esatto, ecco cosa provano. E però guardate lui come dire, e adesso vogliamo anche la spiegazione dei fatti. Vai. È strano. Eh. Veramente non so cosa pensare. Forse il presagio di un rivolgimento. Ecco la parola magica. Il presagio di qualcosa che rivolta tutto, no? Forse il presagio di un rivolgimento. Di un violento disordine nel regno. Qui ti volevo, ecco. Ma chi sa dirmi perché così? Guardate strano? come questo è il contrario di Francisco. Questi sono tutti i punti interrogativi. Oh! Io sono d'accordo! Qua ti volevo. Qua ti volevo! Cioè, cosa ha appena detto? Il presagio di qualcosa di violento che sovvertirà l'intero sistema. E cosa dice? Hai ragione. Qua ti volevo. Sono giorni che io mi domando. Che cosa ti domandi? La Ma chi sa dirmi perché così stretto? Attenzione. Chi sa dirmi, qui la parola magica di tutto il testo. Perché? Perché? Ma chi sa dirmi perché? Così stretti, così severi sono i turni di guardia ogni notte. Ma perché il via vai di armi? Perché così tanti cannoni in fonderia? Pure a te, cioè. Ma perché impiegare i carpentieri senza più distinguere tra domenica e giorni di lavoro? Ma c'è qualcosa che incombe su di noi? Ma c'è qualcuno che sa dirlo? Lo so io, ma lo si sa anche in giro. Sta per dire una cosa importante, vieni, non ti voglio deconcentrare. Sta per dire, è successo qualcosa per cui il mondo alla rovescia fa sì che nel regno di fianco al nostro, che si chiama Norvegia, il potere ce l'ha in mano il re, ma suo figlio sta facendo la guerra contro la Polonia. Cioè anche il re di Norvegia non è in grado di fermare
un sovvertimento dall'interno dei valori. Cioè non è il re di Norvegia che sta facendo la guerra, è il suo figlio. Infatti dice, bisogna dirgli di fermarsi. Cosa stai dicendo? C'è qualcosa di molto strano anche in Norvegia. Cioè si affaccia, direbbero poi dei piparoli più bravi di me, il mondo nuovo, il mondo della confusione, il mondo dove i valori, tutti i valori, politici, familiari, umani, psicologici e quant'altro, si sono mischiati in un modo per cui l'unico gesto possibile è quello di dire calmati mio cuore, calmati, calmati mio cuore, calmati. Quello che fa Amleto per 4 ore più o meno. Domandaglielo. Mi dici, ma perché? Ma che sta succedendo? Qua ti volevo. Ma chi sa dirmi perché? Così stretti, così severi sono i turni di guardia ogni notte. Perché il via vai di armi? E perché così tanti cannoni in fonderia? Perché impiegare i carpentieri senza più distinguere tra domenica e giorni di lavoro? Ma c'è qualcosa che incombe su di noi? Ma c'è qualcuno che sa dirlo? Lo so io, ma lo si sa anche in giro. Il re defunto, la cui forma ci è apparsa proprio ora, fu dal re di Norvegia Fortebraccio affrontato in duello, il grande Amleto. Uccise Fortebraccio. Il grande Amleto è il padre di Amleto, che si tramandavano il nome di padre in figlio. Questo dice anche quanto lui era orgoglioso di se stesso, no? Chiamare il figlio col proprio nome. Però è il grande Amleto, il grande Amleto, padre, quello là. Uccise Fortebraccio, che perse insieme alla sua vita tutte le terre date in premio al vincitore. Ma ora il secondo Fortebraccio, il figlio, arruolati qua e là dei fuorilegge, come carne da macello per imprese dove ci vuole fegato, vuole ritoglierci con la violenza i feudi di cui sopra perduti da suo padre. Ecco il motivo che spiega gli armamenti, queste guardie notturne così rigide, l'allarme e il turbamento nel paese. È così. Buio! Perché quello torna. Piano. Piano, ritorna. Piano. Ritorna. Ora lo affronto anche se armato. Un po' più di luce. Eccolo. Fermati, miraggio. Come lo chiami? Miraggio. Cosa vuol dire? Cosa non vera. Esatto, io non ti credo. Fermati. Cioè è come dire, io non ti credo, ma ti credo. Vai. Fermati, miraggio. Se hai l'uso della voce o di altri suoni, parlami. Se c'è qualcosa che io possa fare, che per te sia sollievo e per me merito, parlami. Cosa vuole Christian? Dimmi qualcosa. Parlami papà. No, senti che è uguale, parlami. E questa battuta qui è quella che emoziona un sacco di attori per generazioni e generazioni, e non è così tanta roba, è questo parlami, che a un certo punto entra dentro all'anima di ogni attore e in qualche modo risuona di misteri, che sono i misteri di tutti noi. Parlami papà, parlami mamma, oppure parlami figlio mio. No? Concentrati su quello. Poi gli dice, se tu hai fatto delle cose, dimmelo. Se hai bisogno di qualcosa, parlami. E la cosa incredibile è che starebbe per parlare questo povero fantasma, se non che, obbedendo alle leggi popolari, si sente il canto del gallo, che vi risparmio, e lui di fronte al canto del gallo, l'alba si ritira perché il suo regno è quello delle terre. Vai Cristiano, spaccati il cuore. Fermati, miraggio. Fermati, non ti credo! Fermati, miraggio! E lui cosa fa? Se hai l'uso Si ferma! Se hai l'uso della voce o di altri suoni, parlami. Se c'è qualcosa che io possa fare, che per te sia sollievo e per me merito, parlami. Se hai sepolto nel ventre della terra tesori estorti ammucchiati in vita intorno ai quali l'anima si aggira, parlami. No, se fai così non ti parlerà mai tuo padre, ti darà un calcio nel culo. Parlami, costringilo con tutte le lacrime che vuoi. Se hai sepolto nel ventre della terra tesori estorti ammucchiati in vita, parlami. Non mi ricordo che cacchio dice ancora. Se hai l'uso della voce o di altri suoni, parlami. Sì. Se c'è qualcosa che io possa fare, che per te sia sollievo e per me merito, parlami.
Sei sepolto nel ventre della terra, tesori storti ammucchiati in vita, intorno ai quali l'anima si aggira, parlano. No, fermati, fermati, fermalo, fermalo Marcello, fermalo! Se non ti fermo, colpiscilo! È qua! Qua succede che il fantasma corre verso di loro e li terrorizza, naturalmente. Beh! Come on! Se n'è andato. Ehi, se ne chiuso. Se n'è andato. Abbiamo fatto male. È stato Ma che stupida e ridicola barbarie. Ma come ho fatto a Ma noi eravamo dei pagliacci e lui un re. Ma un re fatto d'aria invulnerabile. È stato il gallo! È stato Gallo che l'ha fatto invalidare. È stato Gallo che l'ha È stato Gallo! No, è stato no, l'uomo, Gallo è stato. Dai, dai! Gallo lo ha fatto trasalire, come uno impaurito dal ricordo di una colpa sorpreso da un richiamo. Madonna, non avrei mai pensato che la mia vita cambiasse così tanto. Porca miseria. Mi hanno detto che il gallo, trombettiere del mattino con i suoi squilli sveglia il dio del giorno, e a quelle note stridule gli spiriti che folleggiano, vagano di notte per l'aria, in terra o in altri elementi, s'affrettano a tornare in prigionia. Sì. Guardi, diglielo. Signori, purtroppo è vero. È vero. È vero. È vero dunque, e questa apparizione ce ne ha data la prova. Guardate, l'aurora col mantello rugginoso dei poveri cammina sopra i colli. Smontiamo la guardia e poi vi dico, questa storia notturna Parla verso di là. E poi vi dico, questa storia notturna raccontiamola al nostro Amleto. Io gioco la vita che il muto spettro a lui gli parlerà. Siete d'accordo? Lo informiamo come vuole il dovere, chiede l'amicizia. Che domande, spicciamoci. Stamattina so anche dove è comodo parlare. E dove va a parlargli? Dove c'è lo zio che viene incoronato re, eccetera, 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 eccetera. È una piccola scena. Bella perché c'è tanta azione, ma più che altro c'è tanta umanità. Tanta piccola umanità che con Amleto, col suo dramma, non c'entra nulla. E io gli voglio bene per questo. Grazie.